Si dice che non bisogna dimenticare per non compiere gli stessi errori. Ci sono luoghi che diventano veri monumenti per non dimenticare, trasformandosi in mete turistiche di pregio, come il Museo della Battaglia a Ceneda di Vittorio Veneto. Ci troviamo al Museo della Battaglia Vittorio Veneto, all'interno del sito del patrimonio UNESCO, un luogo storico, iconico, fondamentale, che fa parte anche dell'attrattività turistica di questo territorio. Tant'è vero che le città d'arte e la cultura, i musei, rappresentano una delle frecce all'arco della regione Veneto in termini di prodotti e destinazioni turistiche. A Vittorio Veneto quindi c'è un patrimonio storico, culturale e sociale da non dimenticare. Il Museo della Battaglia nasce nel 1938, nel ventennale del 4 novembre 18, armistizio e quindi fine della Grande Guerra. E evidentemente Vittorio Veneto, la città di Vittorio Veneto è famosa in tutta Italia, voglio dire, spazi di onomastica in tutte le città d'Italia, proprio grazie a questa battaglia. Il turista ha bisogno di fare esperienze nelle mete che raggiunge. Il Museo della Battaglia si articola in diverse sezioni. All'ingresso entriamo in uno spazio che riproduce la vita di trincea, anche grazie a supporti multimediali che permettono quindi di riscoprire diversi aspetti di quelle difficili fasi. E nella seconda sezione abbiamo il focus sull'anno dell'occupazione militare e quindi diciamo così, l'attenzione si sposta principalmente sugli effetti sulla vita civile e sociale di quell'epoca, tra la ritirata di Caporetto e la fine della Grande Guerra, 17 e 18. Infine l'ultima sezione, oltre ad avere cimeli di tipo oplologico, armi, presenta documenti e cimeli raccolti principalmente dal fondatore, rispettando l'iniziale allestimento del 1938. E la Grande Guerra intanto diventa una progettualità del piano strategico del turismo veneto. Sì, all'interno del piano strategico della regione Veneto abbiamo un settore particolare che riguarda il tema della Grande Guerra. Qui ci troviamo al Museo della Battaglia Vittorio Veneto, all'interno del patrimonio dell'UNESCO. Questo museo fa parte di questa rete su un progetto specifico che vuole appunto valorizzare questo tema fondamentale che ha visto negli ultimi anni molti turisti, soprattutto di carattere europeo, venire nel nostro territorio, visitare le nostre città, visitare questi musei e poi dedicarsi a quello che è il cosiddetto turismo outdoor, quindi dell'esperienza, soprattutto legata al bike, quindi legata a un turismo lento.